Buonasera a tutti cari ascoltatori, anche questa sera si apre una nuova puntata dei Rami dell'Ulivo. Vi ricordiamo che trasmettiamo da via Castelfranco Veneto 85 in Pordenone e per la precisione dalla Chiesa Assemblee di Dio Faith Assembly of God. Anche questa sera desideriamo leggere con voi un brano dalla parola di Dio che commenteremo insieme e faremo delle piccole considerazioni, delle piccole meditazioni. Bene, possiamo cominciare. Tiziana, il brano di oggi è tratto da... Il brano di oggi è tratto da Abacuc, dal capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 4. Bene, a te la lettura. Io starò al mio posto di guardia, mi metterò sopra una torre e starò attento a quello che il Signore mi dirà e a quello che dovrò rispondere circa la rimostranza che ho fatta. 2. Il Signore mi rispose e disse: scrivi la visione, incidila su tavole, perché si possa leggere con facilità. 3. Perché è una visione per un tempo già fissato. Essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala, perché certamente verrà e non tarderà. Egli è pieno d'orgoglio, non agisce rettamente, ma il giusto per la sua fede vivrà. Amen. Amen. Il profeta Abacuc è perplesso riguardo al fatto che in Giudea la giustizia era scomparsa. Il profeta invoca l'intervento di Dio e chiede perché la cattiveria è impunita. Dio risponde che avrebbe inviato i Caldei per punire Giuda. Di Abacuc, capitolo 1, versetto dal 5 al 6. Guardate fra le nazioni, guardate, meravigliatevi e state stupiti, poiché io sto per fare ai vostri giorni un'opera che voi non credeste, nemmeno se ve la raccontassero. Perché ecco, io sto per suscitare i Caldei, questa nazione crudele e impetuosa, che percorre tutta la terra, per impadronirsi di dimore che non sono sue. Amen. Ma Abacuc reagisce ancora con perplessità. Perché Dio si sarebbe servito di un popolo malvagio, i Caldei, per giudicare un popolo più giusto, Giuda? Abacuc 1, versetto 12. Non sei tu dal principio, Signore, il mio Dio, il mio Santo? Noi non moriremo, o Signore. Tu questo popolo lo hai posto per eseguire i tuoi giudizi. Tu, o rocca, lo hai stabilito per infliggere i tuoi castighi. Dio risponde che avrebbe giudicato anche i Caldei. Il successo dei malvagi non può offuscare la gloria di Dio. Dio rassicura Abacuc: l'adempimento del giudizio dei Caldei ha un tempo stabilito, quindi la rivelazione di Dio non si rivelerà falsa. Anche se il compimento sembra in ritardo, anche se le circostanze sembrano contrarie, la promessa si avverrà in accordo con il suo piano perfetto. Sì, certo, la realizzazione di questa profezia, di questa promessa, avverrà, dice il Signore ad Abacuc. Aspettala. Quando
Quando siamo perplessi riguardo alle circostanze, metodi e i tempi di Dio, dobbiamo stare attenti alla tentazione di essere impazienti. Riguardo le circostanze, Dio, come sovrano del mondo e Signore della storia umana, ha tutto sotto controllo, ha un tempo stabilito per ogni cosa nella nostra vita, come è scritto in Salmo 99, versetto 1. Il Signore regna, tremino i popoli, egli siede sui cherubini, la terra è scossa. Riguardo i metodi, vediamo nella Bibbia che Dio usa metodi insoliti che non possiamo capire. Riguardo i tempi, molte volte i tempi di Dio non sono i nostri tempi. Dio non arriva sempre quando desideriamo, però quando arriva è sempre puntuale. Noi vogliamo tutto e subito, ma Dio ha i suoi tempi nell'adempiere la sua volontà. Ogni rivelazione profetica richiede un certo grado di pazienza, bisogna aspettare il suo compimento. Allora possiamo essere certi che questo avverrà. Il piano di Dio è una certezza. Dio adempierà la sua parola. Isaia 55, versetto 10-11. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, così è della parola uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Amen. La provvidenza di Dio adempierà tutte le sue promesse. Anche se la realizzazione di ciò che ha promesso tarda a venire, alla fine arriverà. Dio non può mentire, Dio è fedele. Questo significa che Dio farà ciò che ha detto di fare, adempierà quello che Egli ha promesso, anche se le circostanze sembrano dirci contrario, anche se non possiamo capire i metodi, anche se sembra che ritardi la sua promessa. Dobbiamo imparare ad aspettare i tempi di Dio. Dobbiamo essere pazienti e questo implica avere fede. Il giusto vivrà per fede. Le persone con poca fede o nessuna fede sono impazienti. Dio mantiene la sua parola, perciò possiamo fidarci di ciò che dice anche quando siamo nell'oscurità, mettendo la nostra vita nelle sue mani. Amen. Bene, allora abbiamo un pochettino sentito quello che sta succedendo in questo momento storico. Abacuc, il profeta, è molto perplesso e fa delle dimostranze al Signore perché è vero, il suo popolo il popolo di Israele era caduto nel peccato, ma era veramente un po', diciamo, strano per Abacuc che il Signore si servisse proprio dei Caldei, un popolo crudele e considerato anche impuro, per punire il suo popolo, e quindi lui fa queste dimostranze, è perplesso, dice: come, Signore, tu ci lasci nelle mani di questo popolo sanguinario, di questo popolo che è lontano da te, perché quanto continuerà questa storia, questo momento drammatico?
e insomma fa le sue rimostranze rispettose, diciamo, ma insomma lui fa delle affermazioni, insomma, un po' si lamenta con il Signore. Ecco, allora io comincerei a analizzare un po' più profondamente i nostri versetti. Allora, dopo aver fatto queste dimostranze, no? Andiamo sul verso 2, che dice: io starò al mio posto di guardia, mi porrò sulla torre e starò attento per vedere ciò che egli mi dirà e ciò che dovrò rispondere circa la mia rimostranza fatta. Ecco, Abacuc ha fatto, come vi dicevo, scusate la ripetizione, una rimostranza. E dopo aver fatto questa rimostranza, che cosa fa? Dice: sì, va bene, io adesso mi sono lamentato, Signore, ma io so che tu sei Dio, io so che tu ci ami, io so che tu, quando uno ti cerca, ti risponde. E quindi cosa fa? Dice: io starò al mio posto di guardia. E questa è stata un po' una parola che mi ha colpito, guardia. Cioè lui fa la sua rimostranza e poi cosa fa? Aspetta la risposta di Dio. E dove si mette? Dove dice che si mette Abacuc? Nella torre. Si mette, giustamente, Tiziana. Allora, parlavo della guardia, ma andiamo anche sulla torre, no? Perché io, sì, piccola ricerca è una parola grossa, no? Allora, noi sappiamo che la torre era una costruzione molto alta e stretta, che era prettamente difensiva, e questa costruzione all'interno era molto stretta, fatta di scale e spesso di corridoi che collegavano a delle stanze dove si mettevano anche delle provviste. Quindi la torre è proprio il luogo di difesa, il luogo in cui uno si metteva nel momento di massima allerta. Potremmo dire oggi nel momento del bollino rosso, cioè lui si metteva lì, una persona si metteva lì, la guardia si metteva lì per vegliare, per vedere quello che succedeva. Infatti lui dice: io sto sulla torre al mio posto di guardia. Cioè fare la guardia vuol dire vegliare, stare attenti in tutto. Lui dice, non solo dice io starò, dice io sarò fermo. Quindi sì, Abacuc ha fatto delle dimostranze, in un certo senso può sembrare anche un po' ribelle, però in realtà questo ci dice che le sue dimostranze erano anche rispettose, e il Signore accetta queste dimostranze, perché lui dice io starò lì fermo e aspetterò, guarderò, mi guarderò, starò attento a tutto quello che succede. E allora ho pensato anche, abbiamo parlato proprio della costruzione. Prego Tiziana. No, questo mi fa pensare anche al buon rapporto che comunque Abacuc aveva con Dio, perché comunque se ha potuto anche permettersi di fare delle rimostranze e Dio lo ha ascoltato, ha accettato il suo pensiero e gli ha risposto, vuol dire che questo era veramente un uomo di Dio. Fra tutto il popolo era l'uomo che Dio aveva scelto anche per portare alla salvezza comunque il popolo di Israele. Certo, e questo mi fa anche pensare e ricordare che se noi siamo figli di Dio e camminiamo con il Signore anche accetta, no? Accetta le nostre dimostranze e anche ci risponde. E quindi cosa dovremmo fare noi quando facciamo una domanda? Dovremmo fare come Abacuc, metterci sulla torre e stare al nostro posto di guardia, che secondo me significa anche spiritualmente, trasportato spiritualmente, non scendere
a livello spirituale, cioè il fatto che Abacuc aveva fatto queste rimostranze non era, come dicevo prima, una mancanza di rispetto o una ribellione, no, lui aveva un dialogo col Signore, Sì. come dovremmo avere noi, e quindi stare sulla torre al posto di guardia vuol dire continuare ad avere un rapporto con Dio, continuare a essere in alto, non scendere, non lasciarci andare anche spiritualmente. Non è perché una cosa non va bene che noi abbandoniamo la preghiera, abbandoniamo la presenza del Signore, cominciamo a fare gli affari nostri, no? Scusate un po' l'espressione poco bella, così un po'. E anche secondo me stare isolati, lui era sulla torre in alto, isolato da tutti i rumori, da tutte le voci, proprio in ascolto totale ad ascoltare, ad aspettare la parola del Signore. Infatti, era una delle considerazioni che volevo aggiungere io, ma sei stata precisa e puntuale, Tiziana. E allora cosa succede? Infatti, che lui è lì sulla torre, al suo posto fermo, al posto di guardia, e il Signore puntualmente gli risponde. E questo ci dice: carissimi, sorella, fratello, caro ascoltatore, se tu fai una preghiera al Signore, non pensare che il Signore sia sordo, tu stai lì fermo nella tua posizione, continua a lodarlo, continua a pregare, continua a innalzare il suo nome, stai attento e aspetta, perché egli ti risponderà. E infatti ha risposto. E cosa gli ha risposto il Signore a Abacuc nel versetto 2? Quindi l'Eterno mi rispose e disse: scrivi la visione e incidila su tavole, perché si possa leggere speditamente. Quindi non solo il Signore gli risponde a Abacuc, ma gli dice anche di scrivere quello che sta per dire. E questo è un'usanza, no, possiamo dire così volgarmente parlando, un'usanza che il Signore ha, quella di scrivere la sua parola, perché vuole che venga letta e che venga letta anche a distanza di tempo. E questo lo possiamo leggere anche, Tiziana, se mi aiuti, in Isaia 8, versetto 1. Il Signore mi disse: prendi una tavoletta grande e scrivici sopra in caratteri leggibili. Affrettate il saccheggio, presto al bottino. Ecco, il Signore anche in questa occasione aveva detto di scrivere quello che sarebbe successo. E leggiamo anche un'altra situazione in Isaia 30 verso 8, in cui anche lì il Signore ha detto: scrivi. Ora vieni e traccia queste cose in loro presenza sopra una tavola e scrivile in un libro, perché rimangano per i giorni futuri per sempre. Ecco, proprio il Signore dà la sua parola e sigilla anche la sua parola, chiedendo al profeta di scrivere quello che sta per dire. E del resto il Signore, la parola di Dio persiste. Non ci dimentichiamo che anche a Abramo ha dato i 10 comandamenti e li ha scritti su una pietra. Certo. Quindi vediamo che proprio il Signore Ben 2 volte. Esatto, giustamente parla con il suo, in questo caso profeta o l'uomo di Dio, come nel caso di Abramo, ma scrive perché tutti leggano. Vuole le che cose il messaggio, scritte, che il messaggio sia scritto. divulgato a Esatto, tutti. esatto. Allora andiamo al verso 3. Poiché la visione è per un tempo già fissato, ma alla fine parlerà e non mentirà. Allora, già questo ma mi dice qualcosa, perché dice la visione per un tempo già fissato, ma alla fine parlerà. Cioè, secondo me, con queste parole il Signore dice: guarda che è per un tempo,
Questo ma vuol dire sì, tu penserai che a un certo punto questa cosa non accadrà, no? Infatti poi dice, e non mentirà, quindi le mie parole sono parole veraci, sono parole che non mentono. Se tarda, aspettala. Quindi il Signore quando gli ha detto se tarda, aspettala, come dire, guarda che in un certo senso avverte, no? Avverte, dice non sarà una cosa che Non accadrà. sarà come pensi tu subito. Esatto, e questo anche mi fa pensare anche tante volte l'attesa, no? L'attesa che noi abbiamo quando preghiamo su qualcosa, quando noi anche, è capitato a me, sarà capitato anche a te sicuramente Tiziana, anche a qualcuno Sì. che ci ascolta, noi tante volte facciamo le nostre rimostranze al Signore, diciamo come Signore tu mi hai promesso, no? Ci sono delle promesse di benedizioni sulla parola di Dio, eppure qua ancora non niente. si vede. Ma qui gli dice stai tranquillo, stai, perché le mie promesse sono vere, sono per un tempo e sono vere. Vediamo di sviluppare un po' dalla parola di Dio questo per un tempo. Allora, se vogliamo leggere Ebrei 10:37. Ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. Ecco, la puntualità di Dio. Tante volte noi siamo impazienti. Quanto mi viene da pensare anche quanto il popolo di Israele ha sofferto, no? Ha sofferto sotto l'Egitto, eppure è stato un tempo lungo, eppure poi il Signore li ha liberati. Così tante volte noi dobbiamo avere questa pazienza dei tempi di Dio, dobbiamo avere questa fiducia e questa fede perché il Signore ci ama. E quindi cosa gli dice anche dicendo questo al quarto versetto? Ecco, la sua anima si è inorgoglita in lui, non è retta, ma il giusto vivrà per fede. Ecco, secondo me, con queste parole, il Signore vuole sicuramente in questo caso rafforzare il fatto che ci sarà o comunque una liberazione, anche se la situazione di Israele in questo momento che soffriva i Caldei era tremenda e quindi il Sì. Signore sarebbe comunque intervenuto, ma secondo me allarga un pochettino anche il discorso a quella, portiamola ai nostri giorni, che è poi la giustizia di Dio, che spesso noi non dico lamentiamo, però tante volte diciamo ma Signore, insomma qua vedi come sono le cose, l'abbiamo detto tante volte, più uno si comporta bene, più le cose gli vanno male, più uno si comporta male, più le cose gli vanno bene, e il Signore gli dice la giustizia mia non tarderà. E leggiamo infatti Giovanni 3:36 a proposito della giustizia di Dio. Chi crede nel Figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Quindi che cosa ci dice il Signore? Ci dice, è vero, tante volte i malvagi prosperano, no? Come i Caldei stavano prosperando, ma i Caldei erano un popolo orgoglioso che non si abbassava, che non credeva nel Signore, che anzi si era inorgoglito, probabilmente addirittura pensiamo all'orgoglio dei Caldei quando hanno sottomesso Israele. E così a oggi ci sono persone che non accettano il Signore, non accettano Gesù nella loro vita, perché pensano di poter fare quello che vogliono, ma purtroppo o per fortuna alla fine ci sarà la resa dei conti. E allora Tiziana, ho imparato tante cose da questa cosa qua, ho imparato, devo dire la verità, io sto pregando per qualcosa
E proprio il primo versetto, questo della vedetta, mi ha insegnato proprio tanto. Cioè, Cristina, stai aspettando, hai pregato, hai detto tutto quello che dovevi dire, ma stai sulla torre e aspetta la mia risposta. E anche se ritarda, continua ad aspettarla, non ti abbattere, credi nell'amore di Dio, credi nella giustizia di Dio. E questo spero che sia di incoraggiamento per tante persone che stanno aspettando qualcosa, magari hanno anche un problema serio nella vita e vedono, sembra che il Signore non si muova, ma il Signore sicuramente ha ascoltato questa preghiera e adempirà alle sue promesse. E una delle promesse che il Signore ha fatto è quella che, se accettiamo Gesù nella nostra vita, se ci riconosciamo peccatori, come anche i Caldei potevano forse riconoscere di aver sbagliato. Certamente Gesù non c'era a quei tempi, però potevano riconoscere il Dio di Israele. E Sì. così a oggi, se noi riconosciamo di aver sbagliato e possiamo accettare Gesù nella nostra vita come espiatore dei nostri peccati e diventare figli di Dio e avere un dialogo con Dio, possiamo fare delle dimostranze, possiamo godere del suo amore, anche se tutti possono godere, dico noi come figli di Dio perché abbiamo accettato Gesù nella nostra vita, ma non esiste nessuna persona al mondo che non può godere Accedere, dell'amore, certo. non può accedere, grazie Tiziana per la parola, a questo amore, se desidera avvicinarsi e se desidera riconoscersi peccatore, poi conoscendo il Signore. Allora, a proposito di questo, per l'ennesima volta vi lasciamo i nostri numeri di riferimento. Il principale, diciamo che vedete comunque sempre in sovraimpressione, è il numero del nostro pastore, che è Tiziana. Il numero è 389 681 2922. E poi il numero di riferimento nostro, anche quello in sovraimpressione, che è il numero per le vostre richieste di preghiera, che verranno mandate a noi attraverso un messaggio, attraverso WhatsApp, come preferite, e noi avremo cura e premura di pregare per le vostre richieste. E il numero è 340 74 35008. Ecco, basta un messaggino a questo numero e noi raccoglieremo la richiesta di preghiera e la svilupperemo privatamente subito noi e magari anche durante la settimana con i nostri fratelli. E a proposito di questo, desideriamo, come facciamo ogni domenica, invitarvi alla nostra funzione domenicale che avviene all'indirizzo indicato, sempre in sovraimpressione, dalle 9 alle 11. Ecco, saremo felici di accogliervi. Bene, cosa possiamo dire, Tiziana? Io direi che come abbiamo ripreso, no, un pochino questa cosa che avevamo un po' purtroppo accantonato, no? Un pochino, almeno così pubblicamente, no? Perché poi noi lo facciamo sempre, e di fare proprio in registrazione proprio una preghiera sull'argomento che abbiamo trattato. E io direi che io personalmente mi sento di pregare proprio per queste persone che stanno aspettando una risposta importante nella loro vita, che hanno un'esigenza importante, che potrebbe essere anche un'esigenza di lavoro o una cosa che insomma, certo, una malattia, anche
mi sento di pregare affinché non si abbattano e stiano sulla torre al posto di guardia. Sì, Signore, ti voglio ringraziare per questa scrittura, ti voglio ringraziare per questa parola, Signore. Non a caso tu gli hai detto anche al profeta, scrivi, scrivi, perché veramente la tua scrittura è la tua parola e ogni giorno ci fa scoprire cose nuove, ci fa scoprire insegnamenti nuovi. Tu ogni giorno ci parli, ci nutri, ci spieghi, ci consigli, Signore. Grazie per questa parola. Mi ha colpito tanto, come ho condiviso nella puntata, Signore, questo stare sulla torre, stare al posto di guardia, stare in attenzionamento, in massima allerta per vedere, per aspettare, per ascoltare la tua parola e per capire. E come ha detto anche la nostra sorella Tiziana, anche isolati dagli altri, perché dobbiamo anche in certi momenti essere soli per poter veramente comunicare con te. Ti chiedo questo per me, Signore, che io abbia questa capacità, Signore, e te lo chiedo per tutti coloro, Signore, che stanno aspettando una risposta da tempo, che hanno un problema, che hanno un'esigenza, Signore. Signore, dagli la forza di stare sulla torre a fare la guardia, Signore, di stare fermi nel posto di guardia, di non avere dubbi, di non avere angosce, di non avere tentennamenti, Signore. Signore, tu vuoi che siamo stabili, i tuoi piani sono sempre perfetti, anche il fatto che le tue risposte arrivano in un tempo, Signore, e un tempo prefissato, ma un tempo puntuale, perché tutto coopera al bene di coloro che amano Dio. Tu sai come formarci, tu sai cosa fare con noi, tu sai come svilupparci al meglio, e anche il fatto di aspettare è per un motivo, è per una ragione, è per il nostro bene. Ti ringrazio, Signore, e ti voglio veramente pregare per tutti coloro che aspettano, Signore, che aspettino con forza nel tuo nome, con coraggio, con fermezza e con stabilità. Nel nome di Gesù. Amen. Io volevo fare una preghiera, sì, che non è proprio a mente diretta alla parola di oggi, però è una cosa che ho nel cuore. Volevo pregare per tutte le persone che hanno dei problemi di salute e quindi anche loro certamente aspettano la risposta del Signore alle loro preghiere. Amen. Oh sì, Signore, oh Padre, vogliamo pregare, Signore, per tutte le persone, Signore, che hanno dei problemi di salute, Signore, per tutte le persone che stanno male, Signore, per tutte le persone, Signore, che sono in ospedale, Signore, per tutte le persone che hanno delle sofferenze, Signore, fisiche, Signore, che sono in un letto, Signore, che sono nel dolore, Signore, che stanno, Signore, aspettando, Signore, che stanno pregando, Signore, per la loro guarigione, Signore, che stanno invocando, Signore. Oh Signore, ti prego, Padre, tu, Signore, ascolti le preghiere, Signore, tu ascolti le preghiere di ognuno di loro, Signore. Oh Padre, il tuo orecchio, Signore, non è mai troppo corto, Signore, per ascoltare ogni voce che si eleva a te, Signore. Oh Signore, il tuo braccio non è mai troppo corto per arrivare a toccare ognuno di loro, Signore. Ti prego, Signore, ti prego, Padre, esaudisci, Signore, le loro preghiere, Signore. Tu, Signore, conosci ognuno di loro, Signore. Tu conosci il piano che hai per loro. Tu conosci il perché di ogni situazione, Signore. E, Signore, noi sappiamo, Signore, che, come dicevamo, come abbiamo detto anche oggi, Signore,
Ogni cosa coopera al bene di coloro che amano Dio, Signore. Oh Padre, ti ringraziamo, Signore, perché tu, Signore, hai il controllo di ogni cosa, hai il controllo di ogni persona, hai il controllo di ogni cuore, Signore, neanche per un millesimo di secondo tu non li abbandoni, tu non distogli il tuo sguardo, Signore, da ognuno dei tuoi figli, Signore, da ognuno delle persone, Signore, che invocano il tuo nome, Signore. Ti preghiamo, Signore, aiutali, Signore, fortificali, Signore, supportali, Signore, che essi possano stare fermi, Signore, fermi nella torre, Signore, nella loro posizione, Signore, ad aspettare, Signore, la tua risposta, Signore, ad ascoltare la tua voce, Signore, e Signore, che la loro fede, Signore, possa anche crescere, maturare, Signore, nei momenti, Signore, di difficoltà, Signore. Grazie, Padre, grazie, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen, amen. E grazie Signore perché anche oggi ci hai parlato e ci hai insegnato tante cose. Grazie veramente, Signore, veramente tu sei un Dio grande. E con questa gratitudine, con questo cuore grato, chiudiamo anche questa puntata, visto che il nostro tempo è terminato, rimandandovi, cari ascoltatori, alla prossima puntata, domenica prossima, augurandovi una settimana piena di benedizioni in cui stare sulla torre, fermi, al posto di guardia. Esatto. Amen. Amen. Shalom. Shalom.